Venezia. Un ristorante ebraico kosher ha vietato ai genitori di una piccola di 8 mesi di darle da mangiare con il cibo portato da casa. La proibizione è arrivata da una delle cameriere che, avendo chiesto gli ingredienti del contenuto del biberon e saputo che tra questi c'era il formaggio grana, ha proibito agli increduli genitori di imboccare la figlia. Motivo del divieto proprio la presenza del formaggio derivato da latticini proibiti nella cucina kosher. La famiglia a quel punto avrebbe lasciato il locale. Mestre, ennesimo anziano truffato. Domenica pomeriggio un 75enne ha ricevuto la visita di 2 donne dall'aspetto nomade che gli hanno offerto un rapporto sessuale ricevendo un immediato rifiuto. A un certo punto una delle due avrebbe cercato un approccio più diretto, avvicinandosi e riuscendo a strappargli la collana d'oro, per poi fuggire. Dopo poche ore è stata truffata anche una signora di 89 anni, avvicinata da un uomo che si è finto poliziotto riuscendo a entrare in casa. Si è fatto mostrare dove fossero gioielli e contanti, poi ha rubato tutto. Caorle. Un senegalese fermato dai carabinieri per un controllo è stato trovato in possesso di un grosso quantitativo di prodotti illegali nascosti sui sedili posteriori e nel bagagliaio, capi di abbigliamento contraffatti e di prestigiose firme internazionali e orologi taroccati. L'uomo, che avrebbe dovuto approvvigionare i venditori abusivi della località balneare, è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Il materiale, tutto sequestrato, secondo una prima stima, avrebbe fruttato al malvivente circa 7.000 euro.